Sì, abbiamo voluto ripetere la bella esperienza che abbiamo iniziato l'anno scorso, quindi iniziamo ufficialmente la stagione turistica 2026. L'abbiamo voluto ripetere anche sotto il buon auspicio di quello che è successo l'anno scorso, perché alla fine l'anno scorso si è conclusa con un buon risultato la stagione, quindi auspichiamo che la stessa cosa accadrà in questa imminente stagione turistica. La squadra è molto importante, abbiamo una squadra molto affiatata perché ricordo che noi rappresentiamo la sponda veneta del lago di Garda e quindi stasera ci saranno tutti i presidenti delle territoriali da Valcesine fino a Peschiera assieme agli uffici che si occupano di accoglienza e di informazione turistica. Allora, premesso che siamo all'inizio e quindi è sempre difficile fare previsioni, però abbiamo dei segnali molto positivi. Innanzitutto stiamo caricando la stessa percentuale di prenotazioni che abbiamo caricato lo scorso anno nello stesso periodo. Quindi chi più chi meno abbiamo in casa quasi il 60% del prenotabile e questo è un bel segnale. Addirittura alcune categorie, specialmente quelli che rappresentano l'extra-alberghiero, quindi i residence, registrano qualche punto in più rispetto all'anno scorso. Quindi tutti gli auspici, i presupposti sono buoni perché la stagione possa essere una buona stagione. Oltretutto, la domanda che ci stiamo sempre facendo tutti, non stiamo riscontrando in questo momento difficoltà dal mercato tedesco, che tutti sapete per noi è il primo mercato. Quindi tutte queste cose messe assieme ci fanno pensare che sarà una buona stagione turistica. Sì, questa purtroppo è un argomento che continua a rimanere costante, un problema che rimane costante, anche se dobbiamo dire che si sta attenuando stagione dopo stagione. Non siamo a quel livello di criticità che era nel 2021-2022, però diciamo che non riusciamo ad aprire con tutti i ranghi completi, quindi qualche figura manca e occorre radicalmente cambiare un approccio diverso, molto più moderno con quello che è il mondo del lavoro.